Va ora in onda Incontro con, diretto da Carmen Morandin. Buongiorno a tutti, dagli studi di Radio Conegliano Veneto Globe, Carmen Morandin vi auguro una buona giornata. Oggi ho il piacere di avere mio ospite il dottor Paolo Favaretto, medico chirurgo specializzato in scienza dell'alimentazione e dietetica. Buongiorno. Ci racconti, dottor Favaretto, esattamente di cosa si occupa? L'ha già anticipato. Quindi io sono specialista in scienze dell'alimentazione, ho lavorato per 20 anni in ospedale come medico internista e in questi 20 anni comunque ho diretto l'ambulatorio per i problemi di peso non solo, di alimentazione in senso più importante, quindi problemi legati al diabete, al colesterolo, un po' tutte quelle cose diciamo che riguardano le nostre abitudini alimentari. Ho letto un articolo che la riguardava dove c'era scritto: la dieta è già scritta nei nostri geni. Che significa, dottor Favaretto? Diciamo che si riferisce a una nuova scienza che in pratica è la nutrigenetica, se ne parlerà sempre di più insieme alla nutrigenomica. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi nel nostro DNA abbiamo delle informazioni importantissime che riguardano non solo quella che è l'alimentazione, ma la nostra salute, il nostro stato di salute in generale, e sappiamo bene, per esempio, che delle persone che seguono delle indicazioni dietetiche, delle diete, non rispondono tutti allo stesso modo alla dieta, quindi magari una persona riesce a perdere peso, quell'altra non riesce a perdere peso. Come mai, ci si chiede, perché tu fai la dieta, io perdi, io no, eccetera, eccetera. Diciamo che negli ultimi anni la genetica ci ha dato molte informazioni in quest'ambito e ci ha fatto capire che effettivamente, come potevamo anche immaginarlo, non siamo tutti uguali. È vero che il nostro DNA è uguale per il 99,9%, il mio differisce dal suo solo per uno 0,1%, però all'interno di questo 0,1% ci sono delle ulteriori, diciamo, modificazioni, sono delle modificazioni puntiformi che si chiamano SNP, che in pratica fanno sì che magari una dieta a me vada bene e a lei non vada bene, ma questo riguarda anche il fatto, per esempio, la comparsa di una malattia come può essere il diabete o altre cose. Queste informazioni fino a qualche anno fa non le avevamo, adesso le abbiamo e possono essere quantificate e misurate andando a studiare il nostro DNA. Quindi la dieta, diciamo, nel senso di corretta alimentazione, è già scritta nei nostri geni, nel senso che una persona risponde agli alimenti in un determinato modo, un'altra persona risponde in un altro modo. Quindi nel momento in cui noi volessimo sottoporci a una dieta, questo ci permette di avere delle informazioni veramente personalizzate, mentre fino a qualche anno fa ci si basava un pochino, diciamo, sulla media, poi ci si aggiustava in base a come andavano le cose e via dicendo. Adesso si può sapere sicuramente molto di più, e non solo riguardo alla dieta, ma riguardo allo stato di salute in generale. È interessantissimo questo, interessante. Questo sarà il futuro. Io parlando con i miei colleghi genetisti mi dicevano che nell'arco di 5-6 anni diventerà sicuramente l'esame cardine prioritario, nel senso che si parla sempre di personalizzazione, a questo punto si può effettivamente personalizzare. Ma mi spieghi una cosa, questo esame è invasivo o come si esegue? L'esame è semplicissimo, un po' come si vede fare nei film, è un prelievo di saliva, un semplice tamponcino, quasi un cotton fioc, diciamo. Si preleva un campione di saliva, da là si trovano le cellule di sfaldamento della mucosa orale e si riesce a risalire al DNA. Quindi può è farlo chiunque, meraviglioso, certo, sì, sì. meraviglioso, non è una coloscopia. Non è neanche un prelievo di sangue, quindi Sì. anche chi ha paura degli aghi
Ma quali sono i vantaggi? Già un po' ce l'ha raccontato prima, ma ci spiega un po' meglio. Quali sono i vantaggi di avere la mappatura del nostro DNA, oltre per un discorso di dieta, come diceva prima, di diabete? Andiamo un po' più a fondo. La mappatura del DNA, diciamo, viene mirata ad alcuni aspetti, quindi non è necessario mappare tutto il DNA, che avrebbe anche un costo abbastanza importante, ma soprattutto sarebbe inutile, perché gran parte delle informazioni contenute nel DNA noi ancora non ne conosciamo, diciamo, il significato. Però ormai ci sono moltissimi studi che riguardano il nostro stato di salute e alcuni aspetti importanti. Questo soprattutto in riferimento, per esempio, alle malattie cardiodegenerative, quindi sapere come l'alimentazione può influire sul mio rischio cardiovascolare, oppure sullo sviluppo di una malattia come il diabete, in alcuni casi anche di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Quindi al di là di quello che è l'aspetto strettamente dietetico in senso di perfezionare la possibilità di perdere peso e via dicendo, l'esame va sicuramente oltre, nel senso di poter perfezionare la mia alimentazione per garantirmi uno stato di salute il più lungo possibile. Ormai sappiamo che l'alimentazione può prevenire per circa il 70% le malattie cosiddette moderne e anche alcune forme di tumori importanti. Quindi si tratta di fare effettivamente prevenzione e prevenzione personalizzata alla persona, perché quello che va bene a me magari non va bene a un'altra persona. È meraviglioso ciò che lei ci sta raccontando. Io penso che pochissime persone siano al corrente di questi sistemi che possiamo avere oggi per poter stare meglio. E visto che il nostro paese è un paese sempre più di vecchi, credo che questo sistema potrebbe far risparmiare parecchi soldi anche alla nostra sanità, esattamente. Quindi si tratta indubbiamente di un prezioso mezzo di prevenzione, come abbiamo detto, ma tutti possono sottoporsi a questo test oppure ci sono delle controindicazioni? Non c'è nessuna controindicazione, non c'è nessuna limitazione. Già la modalità di prelievo, come abbiamo accennato poco fa sì che praticamente chiunque lo possa affrontare, è affrontabilissimo, addirittura dei bambini che quelle volte che l'abbiamo fatto si divertono pure, perché sembra un po' di vedere quello che si vede certe volte per televisione. Poi non essendo invasivo non c'è assolutamente nessun tipo di problema connesso all'esecuzione dell'esame. Non serve neanche nessun tipo di preparazione come magari altri esami la richiedono, quindi dagli 0 ai 99 anni e anche oltre si può fare. Quindi a sto punto, visto che tutti lo possono fare, parliamo di un tasto dolente, parliamo di costi. Che tipo di costi affronta una persona che vuole venire dal dottor Favretto, fare l'esame del DNA per quello che diceva lei, per la mappatura che serve? Quanto va a spendere? I costi dell'esame, quindi i costi della genetica, negli ultimi anni si sono abbattuti. Alcuni anni fa un esame come quello che viene fatto attualmente, dove vengono studiati più di una cinquantina di geni, poteva costare, diciamo, più di 10.000 euro abbondantemente. Adesso siamo sulla spesa di un telefonino di fascia media. Quindi sicuramente una spesa abbordabile. Il vantaggio dell'esame, a differenza di altri esami ematici e strumentali, è che l'esame comunque si fa una volta solo, il DNA non cambia, quindi non è come per esempio per il colesterolo o per un'ecografia che magari dobbiamo ripeterla, ricontrollare e via dicendo. L'esame si fa una volta e con quello abbiamo le nostre informazioni. Quindi diciamo che andiamo dai 300 ai 500 euro, grosso modo. Siamo sotto i 500 euro. Siamo sotto i 500. Siamo sotto i 500 euro e comunque dipende, perché ci sono 4 profili genetici che possono venire studiati, perché al di là di quello che noi abbiamo accennato, per esempio c'è anche un profilo genetico che si occupa delle intolleranze, di alcune intolleranze, lattosio, glutine, caffeina e via dicendo. Quindi non necessariamente una persona deve fare, diciamo, tutti i 4 i profili.
Tutti e 4 i profili stanno comunque sotto, come spesa, sotto i 500 euro, quindi si parte diciamo da un minimo di 180 euro circa. Ho capito. Però se io decidessi di affidarmi al dottor Favretto per dimagrire, chi devo interpellare? Io lavoro al centro di medicina di Conegliano e lavoro solo lì, quindi si rivolge al centro di medicina di Conegliano. Sì, da un anno lavoro lì e attualmente la mia scelta è stata quella di lavorare solo in un'unica struttura per il momento. Quindi al discorso dell'esame del DNA dovremmo aggiungere anche il costo del dottor Favretto. Sì. Come si svolge? Come segue poi lei i suoi pazienti? Allora, ci può raccontare? Dipende, nel senso, se una persona è interessata solo a fare l'esame genetico è possibile fare anche solo l'esame genetico. C'è una piccola spesa per gli aspetti, per così dire, formali, di segreteria e via dicendo, quindi che non riguarda sostanzialmente me. Nel caso invece dovessimo fare una visita, c'è il costo della visita, che sono 100 euro, al quale poi si possono sommare eventuali esami strumentali. Gli esami strumentali principali che io faccio per chi ha problemi di peso sono la bioimpedenza, che è un esame che serve a conoscere la nostra composizione corporea, nel senso l'informazione che ci viene data dalla bilancia è un'informazione troppo scarna, ci dice solo quanto pesiamo ma non ci dice come siamo fatti e il problema invece sta in quello, nel senso che esistono persone di 90 kg che sono magre e persone di 90 kg che hanno problemi di altro tipo, bisogna capirlo questo. E la stessa cosa vale nel momento in cui noi perdiamo peso, non è detto che perdendo peso stiamo dimagrendo. Perché? Perché oltre alla massa grassa noi siamo fatti di acqua per più di metà del nostro peso e di massa magra, quindi muscolo, ossa. Nel momento in cui il peso si modifica, la bilancia non ci dice che cosa si sta modificando. E questo esame come si fa? La bioimpedenza è un esame, anche questo non invasivo, che dura pochissimi secondi, viene fatto praticamente applicando delle placche sul corpo che fanno passare una leggerissima corrente inavvertibile e che praticamente va a misurare la resistenza e la reattanza del corpo a seconda della quantità di acqua, quindi diciamo dove c'è grasso non c'è acqua e quindi ci sarà una certa velocità della corrente e via dicendo. Attraverso formule matematiche lo strumento è in grado di ricostruire la nostra composizione corporea. L'unica controindicazione a questo esame, proprio per la metodica a cui ho accennato, sono le persone portatori di pacemaker oppure chi ha delle grandi placche metalliche tipo interventi ortopedici e cose simili. Per il resto lo si può fare assolutamente a chiunque e dura, come ho detto, pochissimo, non dà nessun tipo di problema e sostanzialmente non serve neanche una preparazione, però è un esame fondamentale perché nel momento in cui io ho delle modificazioni del mio peso io effettivamente so in che direzione sto andando, mentre molto spesso si rischia magari di perdere peso, ma di perdere peso male perché andiamo a perdere massa muscolare che non è assolutamente indicato. Quindi mi spieghi una cosa, la persona che viene per perdere peso, abbiamo visto che può essere applicato a tantissimi campi, però diciamo la persona che penso che sia la maggior parte poi delle persone che sono interessate a questo, la persona che perde peso, quindi viene da lei, fa la visita, dopo decide... Viene fatta chiaramente una visita perché da medico diciamo sono abituato a visitare i pazienti. E inoltre ricordo che molto spesso problemi di salute sono collegati all'alimentazione e problemi di alimentazione sono legati a problemi di salute, quindi non possiamo scindere le due cose. Molto spesso le persone che vengono soffrono di patologie di vario tipo, dal diabete a problemi cardiaci, quindi comunque diciamo un inquadramento della paziente va posto sotto l'aspetto per così dire clinico. Dopodiché se il problema principale è quello di peso si affronta
conoscendo bene il paziente, abitudini, anamnesi, l'esame, la bioimpedenza come dicevamo prima, e nei casi in cui la persona chiaramente fosse interessata si può fare di più andando a fare anche l'esame genetico. Ok. Aspetti, perché noi abbiamo sempre il regista che ci fa segnarci per vedere, sì. Però quello che volevo capire, quindi, una persona viene da lei, poi continua a seguirlo, lei dà la dieta, Certo. e quindi è seguito che serva per 2 mesi piuttosto che per 2 anni, certo. Bisogna, non è che la un cosa punto si di risolve in un riferimento, giorno. certo, un punto di riferimento è una persona di cui si fida, alla quale si può rivolgere. E quindi viene seguito, lei in questo caso dice C'è un anche... programma di controlli che a seconda poi chiaramente anche dei risultati e dell'andamento del paziente si decide man mano se proseguire o meno a seconda di come vanno le cose. Sicuramente è un percorso, non è che il controllo del peso, se questo è il problema principale, è un qualcosa che si possa risolvere in 15 giorni. Sicuramente Dobbiamo capire, perché molto spesso ancora non lo si capisce, che il sovrappeso e l'obesità sono una malattia e sono una malattia di tipo cronico, quindi dobbiamo curarla in modo cronico. Come una persona cura il diabete sostanzialmente per sempre, diciamo, lo stesso discorso vale per il sovrappeso e l'obesità. Dottor Favretto, io credo che ci sarebbero ancora moltissime domande da fare, però purtroppo non abbiamo tempo. Allora io vorrei strapparle una promessa: se la rinvitiamo lei viene un'altra volta a spiegarci questo discorso, qualcosa, approfondiamo, certo, magari potremmo prendere un argomento alla volta e quindi lei ce lo spiega bene bene, perché secondo me questa è una cosa interessantissima e poche persone sono a conoscenza. Allora io intanto la ringrazio, la saluto i nostri telespettatori. Da Carmen Morandin ancora una buona giornata. Saluto a tutti, arrivederci. Avete ascoltato Incontro con, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.